Cari amici, ancora in casa Veneto. Devo dire che questo piccolo viaggio che stiamo facendo da Cortina, che sta ospitando i mondiali di sci, mi dà l'opportunità di entrare davvero in questa terra straordinaria dal punto di vista storico-culturale, ma soprattutto anche dal punto di vista agroalimentare. E c'è una realtà importantissima non solo per la nostra regione, che da molto tempo è in alta quota dal punto di vista dell'eccellenza della produzione casearia. Quindi si parla di latte, si parla di formaggio, ma si parla di una lunga storia e di una grande tradizione. E accolgo davvero con onore il direttore responsabile marketing e comunicazione di Latte Busche. Matteo, benvenuto con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi della presenza. Allora, quando parlavamo nei giorni scorsi con i responsabili della regione, non poteva mancare la vostra presenza, perché siete un'area produttiva importante per l'economia di queste terre bellunesi, ma soprattutto per l'eccellenza che da molti anni producete, legata al latte e al formaggio. Latte Busche, quando nasce, cosa rappresenta secondo te per i veneti, ma per l'Italia tutta? Allora, Latte Busche è una cooperativa che nasce nel 1954 e ha la caratteristica di aver sempre scelto un approccio alla filiera con uno spirito protettivo per la filiera, quindi la scelta di usare esclusivamente il latte proveniente dalle aziende agricole e dei propri soci produttori. Questa è una scelta etica importante perché dà forza al territorio. E insieme a questa scelta, Latte Busche ha anche deciso sempre di investire nella qualità e nell'innovazione per le proprie produzioni. Cosa significa? Significa che la qualità sì distintiva dal punto di vista organolettico delle proprie produzioni, ma anche la qualità intesa come garanzia per i consumatori di elevati standard igienico-sanitari. Ecco, quindi innovazione che va di pari passo nell'aggiornamento, nell'investimento degli impianti che possano essere sempre al livello più alto tecnologico, anche questo per garantire gusti e sicurezza. Di qui poi, dal punto di vista etico, però, uno spirito dell'azienda sempre rivolto al territorio, inteso come sostenibilità. Oggi si usa tanto questo termine. Certo. Per noi è stata una scelta etica fin dalle origini. Significa cercare di produrre in armonia con il territorio, significa cercare di generare un impatto positivo sulla comunità, sul territorio dove si è presenti, quindi anche dal punto di vista sociale collaborare con il territorio e cercare che esso e le comunità si sviluppino e non lavorare mai a discapito di esso, ma sempre in collaborazione e a sostegno, creando un ambiente proprio che vada nella stessa direzione, la direzione di chi vuole proteggere il territorio e essere protagonista con il territorio. Allora, se vi capita di passare proprio a Busche, che è il nome della località che ospita da così molto tempo questa famosa latteria, c'è uno stabilimento importante che è proprio affacciato sul corso del fiume sacro alla patria che è il Piave, quindi è un simbolo quando si disegnano quelle carte geografiche che rappresentano il fiume e la sua economia. Proprio il punto di partenza dopo le sorgenti è la presenza di questo, chiamiamolo pure caseificio molto importante, presente, come diceva Matteo, dal 1954. I numeri sono elevati, la produzione, lo standard produttivo è molto alto. Quanto latte lavorate all'interno di Latte Busche? Oggi Latte Busche su 6 stabilimenti lavora oltre 3.800 quintali di latte al giorno. E ci tengo a precisare ancora una volta, è latte che proviene dalle aziende agricole dei soci produttori, quindi latte locale, che poi in tutta Italia, ma anche all'estero, diventa ambasciatore della nostra terra. E credo che questo sia un motivo di orgoglio, un orgoglio per noi, un orgoglio per tutti i nostri allevatori che lavorano incessantemente tutti i giorni nei campi per produrre una materia prima eccellente, di primo livello, che dona poi caratteristiche organolettiche distintive e uniche anche a tutte le produzioni. E quindi parlando di produzioni, oggi realizziamo 4 formaggi DOP. Quindi avete 4 denominazioni DOP sostanzialmente. Esatto, 4 formaggi DOP. Produciamo poi formaggi tipici, biologici, formaggi di montagna, una gamma anche che offre ai nostri affezionati consumatori
latte alimentare biologico di montagna, latte di montagna, yogurt, latticini ed anche una specialità che è il gelato, prodotto con una tecnica industriale in uno stabilimento all'avanguardia, ma che ha la caratteristica di avere alla base il latte fresco, anche in questo caso dei nostri soci produttori. E c'è quasi questo sposalizio tra montagna e mare, perché so che uno stabilimento è proprio all'interno della laguna di Venezia, di Chioggia in questo caso. Sì, infatti lo stabilimento è a Chioggia e credo che la regione del Veneto ci offre una grande opportunità, ha un patrimonio paesaggistico ed enogastronomico veramente eccezionale e spazia dal mare al lago, alla collina, alla montagna fino alle meravigliose Dolomiti. Tutta questa varietà porta poi nelle caratteristiche dei prodotti alimentari in generale, e in questo caso, visto che stiamo parlando di lattiero caseario, di formaggi e latte, veramente caratteristiche distintive, uniche, che possono conquistare anche i palati dei consumatori e dei cheese lover più esigenti. È la cosa davvero unica in questo caso, lo dico proprio perché ho un legame molto forte con questa realtà, c'è questo cordone ombelicale che non è solo un cordone geografico, che unisce le montagne più belle del mondo, da cui stiamo trasmettendo in questo momento le Dolomiti presenti in questa conca meravigliosa di Cortina, questo cordone che è il fiume Piave, la Piave che arriva a Venezia. E quindi Latte Busca è un presidio lungo questo cordone ombelicale in cui in qualche maniera le acque vengono concepite sulle montagne, sui monti pallidi cari a Dino Buzzati e donate alla laguna di Venezia e al mare Adriatico. E in questo cordone patrimonio dell'umanità che unisce due patrimoni unici è presente proprio il prodotto caseario legato al latte di montagna di Latte Busche, e c'è ovviamente una vicinanza molto particolare a questo fiume e anche al formaggio Piave, che so bene che viene venduto in tutto il mondo. Infatti il formaggio Piave, che è una DOP tipica della provincia di Belluno che è la tipica provincia montana con le caratteristiche delle montagne, quindi inverni lunghi e freddi, estati brevi e fresche, e che grazie a queste caratteristiche ha da sempre una vocazione per l'allevamento del bestiame da latte, ha anche, appunto grazie a ciò, una distintività dovuta alla materia prima, che poi ritroviamo nelle specialità casearie. Nasce appunto da questa tradizione, la tradizione del casel di montagna e delle piccole latterie turnarie cooperative, il formaggio Piave, è un prodotto appunto con latte esclusivamente della provincia di Belluno, un formaggio dalle caratteristiche uniche, ne cito una per tutte, una dolcezza anche nelle stagionature più avanzate, non diventa mai piccante ed è un gusto che ti invoglia a mangiarne sempre di più. E queste caratteristiche, espressioni del nostro territorio, sono sicuramente state apprezzate dai consumatori sia nazionali che internazionali, esatto, ma anche riconosciuto da giurie tecniche dei più importanti concorsi nazionali e internazionali, che hanno veramente dato blasone a questo formaggio che, mi permetto di dire, è ambasciatore della nostra terra. Assolutamente sì. Latte Busche come organo produttivo è anche come dire un insieme di organi sociali. Voi siete molto presenti nelle attività turistiche e culturali delle vostre terre. Qualche esempio, qualche iniziativa, Matteo? Noi abbiamo sempre cercato di essere presenti sul territorio, come ti dicevo prima, dal punto di vista sia ambientale che nel legame con il territorio, dal punto di vista sociale, con le comunità. La prima scelta nasce proprio dalla base. Quando decide di proteggere la filiera produttiva ha un valore per il territorio dal punto di vista economico, perché ha tutto un indotto di interlocutori, ma poi c'è anche un discorso legato al turismo, perché la presenza dell'uomo, soprattutto in zone montane, come per esempio queste, dà la possibilità di curare l'ambiente con le tipiche attività agricole e silvopastorali, quindi è un manutentore di quello che è l'ambiente.
E mi permetto di sottolineare, soprattutto in zone come queste, soggette purtroppo da tempo a spopolamento e devastate da vaia in primis, ma da purtroppo tanti fenomeni naturali negativi negli ultimi tempi, diventa sicuramente un sostegno alle comunità, al territorio, alle comunità. E di qui poi anche la scelta di legarsi agli sport giovanili, di supportare gli sport che contemplano molti atleti all'aria aperta o comunque nelle strutture, cercando di valorizzare fin dalla gioventù, da quando sono baby, cuccioli, provando a dare dei valori di approccio allo sport, non solo competitivi, ma anche dello stare insieme, del piacere dello stare insieme, per la socialità, di vivere insieme, della socialità, ecco. E questo è sempre stato una nostra prerogativa, abbinando ovviamente una vita sportiva e alimentare genuine con i nostri prodotti. E poi tutta una serie di altre iniziative cercando di supportare appunto la comunità sul territorio nelle varie necessità, crescendo insieme. Questo è stato un po' sempre il nostro motto. Ti piace il formaggio, Matteo? Mi piace. No, perché mi è sempre in mente. Sono un grande amante del formaggio, credo che sia un mondo meraviglioso. Lo dice a me. So che, per esempio, ultimamente io sono un uomo di pianura, di mare, da un po' di tempo trovo nelle GDO dalle mie parti e mi sono innamorato di questo prodotto che poi è a marchio vostro, forse siete anche gli unici a farlo, lo Schiz. Cos'è lo Schiz? Ma lo Schiz è un formaggio della tradizione bellunese, che quindi è un formaggio fuorisale di fatto, che può essere cotto secondo le varie. Diciamo che ci sono anche vari stili nella provincia e ognuno sceglie come preferisce cucinarlo. Rappresenta un aspetto molto culturale, però generalmente viene abbinato con un po' di panna, con la polenta tipica del luogo, con i funghi, ed è un piatto tipico della tradizione bellunese. Allora, fra 5 minuti io e quest'uomo qua, Matteo Bortoli, andiamo in Corso Italia, facciamo i VIP di turno, passeggiamo insieme alle donne impellicciate, però ci fermiamo in un'osteria, ci facciamo uno schizzo con la polenta, un bel bicchiere, perché no, di Raboso del Piave, e facciamo festa insieme. Grazie a Matteo Bortoli, responsabile marketing e comunicazione di una delle latterie più importanti d'Italia. Grazie. Grazie a te e grazie a voi.